Eccellenza Liguria, Cornigliano arriva alla Cairese a più 12 dall'ospitante Genova Calcio, ma ormai troppo distante dal treno playoff. Ha quindi molto più da perdere la Genova, oggi a soli 2 punti dallo spettro playout. Inizio forte della Genova con Picaretta che si invola a rete, occasione che non va ma Genova che promette ritmi alti. Inizio però perfetto per la Cairese che apre le marcature all'11° con Saviozzi che trova la conclusione da fuori area all'angolo basso dove Dodero non arriva, firma del capitano gialloblu che può indirizzare il match. Ancora Picaretta che prova l'azione in velocità, stavolta il classe 2002 non riesce a coordinarsi, la palla è preda di Moraglia. Altro tentativo dalla distanza della Cairese, Facello dal limite prova a insaccare, sfera di poco alto sopra l'incrocio. Finisce in attacco il primo tempo della Cairese con Saviozzi che supera la barriera ma non inquadra lo specchio, palla che va a lato. Ancora Cairese nella ripresa, palla che arriva a Facelli solo davanti al portiere, numero 6 che non ha però la reazione per calciare di prima intenzione, si fa riprendere. Uscita di Dondero che allontana la palla su cui si avventa Damonte che prova il pallonetto, sfera che però esce a lato. Occasione in controtempo per i genovesi al quarto d'ora, Campelli brucia tutti ma non riesce a concludere, Moraglia è sicuro nell'uscita e neutralizza l'azione. Azione da Moviola al 20° nell'area della Cairese, biancorossi che recriminano per un rigore, l'arbitro è vicino all'azione e indica di continuare. Ancora dalla distanza, ancora Cairese, stavolta è Pastorino a concludere, niente da fare. Occasione per l'1-1 per la Genova, Ilardo è solo davanti al portiere ma non riesce a batterlo, tiro sulla ribattuta che sfila a lato, 1-0 che resiste anche nei minuti finali, i biancorossi stanno alzando i ritmi. Di nuovo a Genova al 38° di testa prova Mariano su calcio d'angolo, tiro sul primo palo che non impensierisce. Cairese che però chiude la pratica, 4 minuti dalla fine, passaggio scellerato da ultimo uomo su cui arriva Saviozzi, palla al capitano a tu per tu con Dondero, doppietta del numero 11 e partita chiusa. Cairese che passa a Cornegliano trascinata dal suo capitano Saviozzi.